siamo qui nella sede dell'Associazione Liguri nel Mondo e abbiamo qua il nostro grande e amato presidente. A lui la parola. Già devo parlare, benissimo. Beh, intanto buongiorno a tutti, vi saluto e mi fa molto piacere questa possibilità di raccontare un po' qualche cosa sulla nostra associazione. Un'associazione che ormai ha superato i 30 anni di vita, è nata nel 1986, promossa dall'allora senatore Taviani, dal presidente della regione Liguria, da tutta una serie di intellettuali che amavano Genova, la Liguria, le loro tradizioni, la loro lingua, la loro cultura, quello che i liguri nel mondo in qualche maniera hanno fatto attraverso anni e secoli di emigrazione, ormai possiamo dire. E quindi era sorta l'idea di fare un'associazione che ha per scopo, per finalità, proprio quello di tenere vive le tradizioni, tenere viva la cultura ligure, anche la cosiddetta madrelingua ligure, anche se i liguri hanno dialetti molto diversi tra loro. Per esempio il dialetto di Ventimiglia per molti di Genova è quasi incomprensibile, si capiscono delle parole, però lì c'è un incrocio anche con i francesi, qualche cosa di provenzale, ecco. Quindi nacque l'idea di fare questa associazione e cominciarono a sorgere associazioni di liguri che avevano già in qualche modo creato un loro mondo di ricordi, di collegamenti eccetera nei vari paesi in cui erano emigrati. Parlo dell'Argentina, parlo del Cile, parlo del Perù, li potrei citare tutti, il Messico, la Colombia, gli Stati Uniti, la California, lo stato di New York, la Florida, eccetera, eccetera. E piano piano queste associazioni hanno cominciato a prendere contatto con questa nuova associazione, il cui scopo era semplicemente quello di coordinare tutte le varie realtà locali, nel senso dei luoghi dove i nostri sono emigrati, alla fine dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, all'inizio del Novecento e a metà del Novecento. Le grandi migrazioni sono quasi sempre avvenute, come succede anche oggi, dopo grandi tragedie, per esempio dopo la Prima Guerra Mondiale c'è stato un flusso di immigrazione piuttosto notevole, dopo la Seconda Guerra Mondiale moltissimi si sono trasferiti alla ricerca di una nuova terra, non dico di una nuova patria, anche perché poi la nostalgia del ricordo delle loro terre lontane era fondamentale, era un dato, una costante. Molti piangevano alla sera, tanti sono tornati, tanti sono riusciti a rimanere e molti hanno costruito delle fortune. Una cosa che dico sempre quando parlo dell'Associazione dei Liguri e in generale del popolo italiano, degli italiani che sono emigrati, perché non dimentichiamoci che l'immigrazione è stato un fenomeno nazionale, internazionale, soprattutto dopo le grandi guerre, per quello che dicevo prima. Ma il contributo che noi come Liguri siamo riusciti a dare a paesi come l'Argentina e il Cile, che allora erano quasi disabitati in determinate zone, tant'è vero che venivano fatti dei bandi, delle gare per attribuire delle terre che avrebbero dovuto essere risanate, coltivate e rese produttive, e questo lo hanno fatto non solo i Liguri, parlo dei Trentini, parlo dei Friulani, parlo dei Napoletani, parlo dei Siciliani, cioè venivano queste comunità di emigranti che naturalmente avevano un modo per potersi difendere, per poter sopravvivere, quello di mantenere viva la lingua con la quale potevano comunicare. Nel frattempo avevano delle persone, degli intermediari che le aiutavano a inserirsi, ad integrarsi nel nuovo mondo. Ora, uno dei grandi personaggi che noi come Associazione dei Liguri ricordiamo sempre è Giannini. Giannini, che è stato fondatore della Banca d'America e d'Italia. Quindi Giannini ha fondato la Banca d'America, ma Giannini, praticamente la madre e il padre sono di Favale di Malvaro,
che è un po' così il punto di riferimento di tutti i liguri nel mondo. Favale di Malvoro è un paesino nella Fontana Buona, nell'alta Fontana Buona genovese, da cui partì la famiglia di Giannini, madre e padre, e la madre aspettava un figlio. Si imbarcarono su questa nave alla ricerca, come si diceva allora, di fortuna, e lui la fece, e approdarono a San Francisco, approdarono praticamente nella California. Qui nacque Giannini. Nel frattempo il padre vero, che è il marito della madre ovviamente, era morto, e la madre poi si risposò con un personaggio del posto, il quale lavorava in banca, e il giovane Giannini venne allevato proprio in questa direzione, venne indirizzato a lavorare nel settore bancario, e così cominciò la sua attività di banchiere. E come fece? Ecco, questo è il vero grande discorso di Giannini. C'erano moltissimi immigranti, gente che era andata lì a cercare l'oro, a cercare di produrre delle attività nuove, di inventarsi delle nuove attività, eccetera, eccetera, altri che cercavano di costruirsi una casa, una famiglia, e avevano bisogno di soldi e si rivolgevano a Giannini. Quelli che lo conoscevano chiedevano: ci puoi dare qualcosa, guarda, te li diamo a fine mese, te li diamo piano piano in 3 mesi, in 1 anno. E lui, sulla fiducia, faceva semplicemente firmare un pezzo di carta, un pagherò, dicendo: devo a Giannini tanto, glieli devo dare così e cosà. E questo non è che nacque la cambiale risale al 500 e forse anche prima, però era una forma di fiducia sulla parola e su un pezzo di carta che di fatto allora aveva un valore puramente, aveva un valore spirituale, morale, ma non da un punto di vista formale, economico, finanziario, eccetera. E così Giannini cominciò ad aiutare soprattutto i nostri emigranti. Ecco, questa forma di solidarietà tra i nostri emigranti era una costante di quello che è stato il fenomeno dell'emigrazione nel mondo, degli italiani ma anche degli europei, eccetera. Il vero discorso è che gli europei, gli italiani in particolare, hanno portato lavoro, ricchezza, fantasia, arte e cultura. E quindi, io dico in una parola sola, hanno contribuito al progresso e alla civilizzazione dei popoli con i quali si sono integrati. Questo è il vero valore e il grande discorso dell'immigrazione, che noi dobbiamo avere sempre presente nella testa ma nel cuore. Cioè non dimentichiamo mai dei nostri emigranti, dei nostri italiani all'estero. E non a caso ci sono a livello anche Parlamento, ci sono dei rappresentanti, senatori e deputati che rappresentano le comunità all'estero e che devo dire, io alcuni di loro li conosco, ho contatti non dico quotidiani ma sicuramente settimanali, mensili, devo dire che si danno molto da fare per mantenere vivi questi temi fondamentali che sono quelli della tradizione. E poi non ci dimentichiamo che il Made in Italy, e questo è il vero discorso di nuovo importante, il Made in Italy, chi sono i migliori rappresentanti del Made in Italy nel mondo? Sono i nostri immigranti, i quali ricordano, per esempio parlo dei liguri, ricordano il pesto, ricordano la cucina della mamma, della nonna, e sono cose che cercano di riportare. E quindi per esempio quando parliamo del formaggio, del parmigiano, quando parliamo dei nostri salumi, dei nostri prosciutti, dei nostri vini, chi sono i migliori venditori? Sono i nostri immigranti. Quindi dobbiamo molto rispetto a queste comunità che sono all'estero. Moltissimi sono diventati ricchi, moltissimi hanno fatto fortuna, potrei raccontare decine di nomi e di storie, alcune delle quali sul nostro giornale Gens Ligustica in Orbe abbiamo già riportato e scritto, ma se mi metto qui a raccontare la storia di tantissimi liguri, i quali hanno fatto fortuna, sono partiti, gente che è partita a 15 anni, a 18 anni, messa su un vapore, perché in quel posto là, per esempio a Valparaíso, o Valparaiso che dir si voglia, in Cile, c'era un parente che era un cugino, che era uno zio, eccetera, eccetera, vai là e lo cerchi.
e questo arrivava là, qualcuno scriveva guarda che arriverà il nipote Gianni, è un ragazzino di 17 anni, lo vedrai, è biondo, è nero, eccetera, eccetera, i capelli lunghi, non lo so. E questi si trovavano in questa banchina con la mano alzata, dice sei tu Giovanni? Sì, sono io, ciao zio, ciao. E da lì nasceva un rapporto. Io ricordo la storia di un cileno, che è un mio grande amico che ha 88 anni, al quale voglio bene come un fratello che ho conosciuto a Santiago, il quale mi raccontava che partì da Soria a 18 anni, faceva l'elettricista di bordo. Arrivò a Santiago dove un suo zio aveva una macelleria e lui cominciò a lavorare nella macelleria. Dopo un anno il ragazzo sentiva la nostalgia, voleva tornare a Sorel e disse allo zio: zio, guarda, ritorno a Sorel perché qui mi fai lavorare, giustamente, mi fai lavorare 20 ore al giorno, sabato e domenica, io allora me ne torno a casa perché poi alla fine i soldi sono sempre gli stessi. E lo zio gli dice: ma scusa, ma perché non rilevi tu la macelleria, che io tanto sono vecchio e mi ritiro, magari faccio anche dell'altro. E lui gli ha detto: sì, ma quanto me la fai pagare? Glielo disse in genovese: ma quanta me costa? Quanta me costa? Quanto mi costa? E lui gli disse: ah, me la paghi come l'ho pagata io, a rate, eccetera, eccetera. E lui disse: va bene. Nel giro di 6 mesi, e questa è una nota chiaramente triste, ci fu il famoso colpo di Stato in cui venne ucciso Allende e andò al potere il dittatore Pinochet, e di colpo l'inflazione fece sì, l'inflazione galoppante, come avviene sempre nelle grandi dittature, provocò praticamente una svalutazione pazzesca della moneta. E lui si trovò a riuscire a pagare in un anno quello che lo zio aveva pagato in 10. E di colpo divenne uno dei più grandi commercianti nel settore delle carni, tant'è vero che oggi ha un'azienda che viene portata avanti dalla figlia e dei suoi familiari, un'azienda che è la più grande azienda di commercio di carni, che lavora non solo per tutto il Cile ma anche con l'Argentina, eccetera, eccetera. Questa è una delle storie di cui non faccio il nome, ma ne abbiamo tantissime. Non parliamo della California, non parliamo di Joe Gardella, per esempio, ma tantissimi altri di cui vi parlerò le prossime puntate, perché sennò stiamo qui 2 giorni e 2 notti a parlare dei liguri nel mondo. Oggi, notizia che sicuramente Anna Maria sa benissimo, i liguri sono anche a Shanghai in Cina. Purtroppo ultimamente i rapporti si sono un po' rallentati per le tristi e note ragioni che tutti noi ormai abbiamo vissuto, stiamo vivendo e conosciamo, ma sicuramente abbiamo anche un nucleo di giovani che si sono trasferiti in Cina per lavoro e che, come tutti gli emigranti di sempre, siccome la Cina è piuttosto lontana nonostante gli aerei, sentono la nostalgia della loro terra e sentono la necessità di aggregarsi per crearsi una casa comune, una casa nella quale ogni tanto si possono anche rifugiare e parlare delle storie antiche, dei loro vecchi e della loro vita. Allora, caro Mario, la tua appassionante, veramente ci ha colpito questa storia, e chissà quante ne hai di emigranti ancora da raccontare. Sì. Con tanto, ha commosso veramente, perché l'hai saputa proprio esprimere. D'altra parte tu non solo sei un grande presidente e sai bene tutta la storia da tanti anni, ma sei anche un attore, un regista, hai delle qualità anche insomma artistiche notevolissime. Dimmi un po', poi vabbè parleremo di cosa, il futuro, i progetti, ma raccontaci un po' qualcosa anche di te e poi di qualche progetto. Ma di me, della mia storia? E un po' della tua storia, dai, hai recitato No, io come intanto devo dire che Anna Maria Campello è un vulcano, perché da quando le nostre strade si sono incrociate, alcuni anni or sono, devo dire che è ricca di idee, ricca di iniziative, di proposte,
cioè non ti fa dormire Anna Maria, perché, No. nel senso che ogni giorno si sveglia, ne pensa una, e devo dire che sono tutte proposte mirate sicuramente alla valorizzazione della cultura, alla valorizzazione della storia di Genova, tant'è vero che abbiamo anche in animo di fare qualche cosa insieme. Per esempio, qualcosa stiamo già facendo. Lei ha pubblicato un bellissimo libro che è Genova e i musicisti nelle sue strade, che è un libro fotografico ma anche denso di poesie, di aneddoti, eccetera, soprattutto di poesie molto belle, alcune delle quali abbiamo letto, abbiamo messo in un DVD che invieremo non appena questa crisi ci consentirà di operare in maniera normale. Inseriremo nel prossimo numero di Gens Ligustica, perché noi facciamo un periodico che di solito è semestrale, anche per ragioni economiche, se no lo faremo anche trimestrale, ecco, più di 3 mesi no, diventa un giornale che allora ci vuole una struttura, un'attrezzatura per poterlo gestire, ma lasciamo perdere. Voglio dire, abbiamo fatto un DVD che poi invieremo a tutti i vari liguri nel mondo, lo inseriremo nel nuovo numero di Gens Ligustica, il nostro periodico. Però ci sono anche delle altre proposte, per esempio c'è quella della mappa interattiva, che è una mappa che attraverso Andrei dal Dalmazio, perché il cognome è sempre un po' difficile da ricordare, quindi attraverso Andrei, che è quello che si occupa di tutta la parte della composizione, della parte grafica, no, eccetera, e video e registrazione, riusciremo sicuramente a inviare attraverso il nostro giornale. E poi c'è l'idea della mappa interattiva, che oggi sono di moda le mappe interattive, però questa è una mappa la cui originalità non è solamente quella di individuare sulla mappa la località con quelli che sono le caratteristiche, diciamo, artistiche, monumentali dei vari quartieri, ma verranno anche queste immagini verranno arricchiti anche con l'individuazione di quelle che sono le attività culturali e commerciali delle varie zone, oltre all'inserimento di alcune poesie che ha scritto Anna Maria, che serviranno proprio anche a focalizzare il luogo dove ci troviamo. Notizie storiche. Ci saranno notizie storiche, ci sarà un grosso lavoro di ricerca da questo punto di vista. Per cui, ecco, questa è una delle proposte che abbiamo in cantiere, che sicuramente porteremo avanti. E poi altre iniziative di cui magari vi parlerà Anna, che sicuramente ne saprà esporre meglio di me. Figuriamoci. Raccontaci qualcosa, dai. Io diciamo che avevo iniziato con una mostra nella biblioteca Berio, che a Genova, diciamo, è la migliore, nel senso è la più nota, la più antica, e poi ho deciso da questa mostra, che era una mostra fotopoetica, notizie storiche, di trasformarla in libro, e con i musicisti, perché a Genova Genova è fatta di musica, di poesia, di storia, eccetera. Vorrei chiedere a Mario, perché lui è un grandissimo attore, ha una voce, e no, è la verità, ha una voce... Non glielo dare troppo, perché poi chi sente la trasmissione... E allora lo sentirete, no, veramente, per niente ha recitato. Con chi hai recitato? Io nel mio trascorso, nella mia giovinezza e anche nella seconda parte della mia vita, ho lavorato con attori e con registi, che devo dire di cui mi onoro di aver avuto la possibilità di conoscerli e di apprendere da loro determinati consigli, eccetera. Ho lavorato con Ronconi, un gigante del teatro, veramente, chi lo sa, chi l'ha conosciuto, anche se non l'ha conosciuto sa chi è. E poi ho avuto l'onore di recitare con Mariangela Melato, con Eros Spagni. Sono stato diretto da Ronconi e da Marco Sciacaluga. Marco Sciacaluga è tuttora un grande regista del Teatro Nazionale, che è l'ex Teatro Stabile di Genova, e con attori come Eros Spagni che per me è come un fratello, anche se lo vedo una volta ogni 2 anni ormai,
Prima di tutto è un grande maestro dal punto di vista teatrale della sua recitazione, e poi come uomo ho avuto modo di fare una tournée col Teatro Stabile di circa 2 anni in giro per l'Italia con Morto di un commesso viaggiatore di Miller, e di vivere questa esperienza in compagnia con tutto il cast, eccetera, ma anche con Nero Spagni, che era sempre accompagnato dalla moglie, una persona veramente squisita, sensibilissima, gentilissima, ed ho imparato anche da lui come si vive e come ci si comporta in un aggregato come quello di una compagnia teatrale. Per me è stata un'esperienza meravigliosa. Mario, facci l'onore di sentire la tua bella voce, Grazie. la tua interpretazione. Lui a volte dice leggere, ma lui non legge, lui interpreta, recita, fa entrare proprio nell'anima dei versi, e quindi io sono onorata che lui legga alcune mie poesie. Vi leggerò Nostalgia di Genova. Amo il vento di Genova, malandrino come la tramontana, malinconico come la Macaia, l'aroma di basilico e focaccia, le fragranze fuse tra mare e monti. Amo le naturali terrazze fiorite, affacciate su scogliere di pizzo, i vicoli intrecciati che sfociano in cortili inattesi, in antiche piazze tra nobili palazzi ricchi di arte. Amo le creuse di mattoni rossi che spiccano anche senza sole, si snodano tra città e collina, mettendo in mostra improvvisa panorami struggenti. Genova, ti amo. Lontano da te soffro di nostalgia, e quando appare la lanterna, i promontori, la dolce insenatura, l'emozione sempre mi pervade.